Prega per noi, San Basilide, nostro patrono, cosicché la tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, Gli uomini e le donne del Corpo di esempio Polizia di sostegno Penitenziaria e degli di istituti conforto Pagliarelli e del Lucerdone di Palermo, di concerto con il personale in servizio al Provveditorato regionale della Sicilia, celebrano San Basilide, patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria. E lo viveva nel pieno rispetto della A dignità. celebrare l'Eucaristia l'ispettore generale dei cappellani penitenziari Don Raffaele Grimaldi, che in un momento storico legato alla pandemia anche all'interno degli istituti ha voluto incontrare e raccogliere in preghiera il personale civile e militare. Sappiamo bene che San Basilide è il protettore della polizia penitenziaria e quindi oggi nel vivere questa celebrazione unitamente al provveditore, ai direttori, agli educatori, ai cappellani è un motivo di grande gioia perché ci ha radunati tutti insieme, quindi la festa di San Basilide è un qualche cosa che raduna la comunità e quindi grazie anche alla sua testimonianza che noi vogliamo attingere da lui quella forza per testimoniare bene il nostro lavoro dovunque noi siamo. Auguri a tutta la polizia penitenziaria che so bene i sacrifici, l'impegno, la pazienza, la fatica per poter portare avanti un progetto che è quello di riscattare tanti detenuti e riportarli alla libertà. Innanzitutto veramente sinceramente io ringrazio per la tenuta del sistema la polizia penitenziaria che ha retto nonostante appunto le sommosse molto gravi che ci sono state e soprattutto hanno retto per sostenere questo sistema durante questa pandemia con grande professionalità, ma lo dico perché ci credo. Mi sono commossa perché non mi piace che la polizia penitenziaria subisca degli attacchi sulla stampa, perché malgrado poi le responsabilità che poi saranno diciamo acclarate, la platealità che c'è stata su questi avvisi di garanzia hanno diciamo gettato un po' di disdoro su tutta la polizia penitenziaria che ricordo in tutta Italia dà sempre ogni giorno grande esempio di senso del dovere, di sacrificio e quindi mi è sembrato ingiusto perché tutto si può fare con la massima sobrietà e con rispetto della dignità di un corpo così valoroso. Per noi la ricorrenza è sempre particolare, quest'anno in maniera molto più sentita proprio per il periodo che abbiamo passato e che stiamo ancora attraversando, perché mentre all'esterno un po' la vita comincia a riprendere, all'interno degli istituti chiaramente siamo ancora nella fase proprio per tutelare la salute di tutti. Quest'anno poi è maggiormente sentita perché ricade proprio nel 25° anno di apertura dell'istituto penitenziario. L'istituto è stato inaugurato il 23 giugno del 95, quindi in modo particolare quest'anno una ricorrenza più che sentita. Noi continuiamo nonostante tutto con notevoli sacrifici, i fatti di Santa Maria ci testimoniano che appunto i problemi, la criticità può sorgere da un momento all'altro. Nonostante questo ecco, io continuo veramente a ringraziare il personale che nonostante le difficoltà, le criticità che ogni giorno affrontiamo con spirito di sacrificio viene a garantire turni di servizio. Turni di servizio che ricordo in questo istituto essere di 8 ore proprio per la cronica carenza di personale, così come purtroppo c'è un po' diffusa in tutta Italia.